stampa è stata convocata allo scopo di presentare, non dico tutti, ma molti dei candidati e delle candidate della circoscrizione nord-est. E lo scopo è di far conoscere con forza la lista Europa Verde, che è una lista che unisce il movimento dei Verdi con il movimento Possibile e con i Verdi sud tirolesi, nord-est, che sappiamo essere una componente importante, sempre stata, ricordiamo il nostro grande Langer, dei Verdi italiani. Io lascerei la parola subito ai nostri candidati, alle nostre candidate, e voglio ringraziare il mio già co-presidente, co-voce Angelo Bonelli, perché voglio ricordare che con lui i Verdi italiani hanno inaugurato assieme a me, modestamente, la co-presidenza verde donna-uomo, che non è una cosa così solo per fare la parità, ma per valorizzare i saperi femminili, le pratiche delle donne, la tradizione femminista, e le competenze maschili, le migliori, che devono essere attualizzate in relazione a quelle delle donne. Allora lascio la parola a chi la vuole prendere, allora per cavalleria, alla nostra candidata portavoce. No, capolista. Capolista, scusa, portavoce della lista oggi. Silvia Zamboni. Sì, allora, molto brevemente, sono una delle 5 capoliste donna che Europa Verde ha voluto mettere in campo proprio per sottolineare questo che diceva adesso Luana, ossia promuovere le donne in politica, nella società, sul lavoro. Sappiamo che sul lavoro a mansioni identiche c'è ancora una diversa retribuzione uomo-donna. Ecco, diciamo che il superamento di questa cosa un po' arcaica è uno degli obiettivi di Europa Verde. Ma al centro di Europa Verde, che poi è anche il motivo per cui ho accettato questa candidatura, c'è il tema dei cambiamenti climatici, l'emergenza climatica e l'emergenza ambientale. Vorrei ricordare che il Partito Laburista, 40 giorni fa, è riuscito a far passare una mozione in cui si dichiara proprio l'emergenza climatica e l'emergenza ambientale. Una mozione naturalmente che è nata anche dalle manifestazioni di migliaia di giovani, questi Extinction Rebellion Movement, questo movimento internazionale. E mentre noi dibattiamo, noi non di Europa Verde, ma la stampa, i media, dibattono delle dimissioni forzate di un sottosegretario che è indagato per corruzione, ma che comunque in questo governo non ci voleva entrare, perché aveva già patteggiato il reato di bancarotta fraudolenta. Ecco, mentre in Italia si parla di questo, nei paesi europei la stampa invece ha dato spazio a questa notizia del Parlamento inglese, che è il primo Parlamento al mondo, perché l'ha votata questa mozione anche diciamo, il partito di maggioranza, il primo partito al mondo, il primo Parlamento al mondo, scusate, che ha fatto passare una mozione in cui si dichiara l'emergenza climatica e ambientale. Del resto l'IPCC, che è il team di scienziati che per l'ONU studia i cambiamenti ambientali, alla fine di ottobre dell'anno scorso ha pubblicato un rapporto in cui si dice che abbiamo ancora 11 anni di tempo per contrastare i cambiamenti climatici, dopodiché non riusciremo a invertire la rotta. Allora, noi dobbiamo ricordare che la terra l'abbiamo avuta in prestito da figli, nipoti e pronipoti, e quindi gliela dobbiamo lasciare in condizioni che sia vivibile. Ed è questo infatti che ci chiedono i giovani ormai da settimane. Non c'è solo Greta Thunberg, lei è stata grandiosa nel lanciare questo movimento di giovani, ma sono già tanti i giovani che hanno seguito il suo esempio, e quindi noi come Europa Verde vogliamo dare risposte contro i cambiamenti climatici, rinnovabili, efficienza energetica ed economia verde, perché con l'economia verde rispondiamo ad un'altra emergenza, la disoccupazione giovanile, la sottoccupazione, i lavoretti. Vogliamo che abbiano anche loro possibilità professionali adeguate per il loro futuro. Bene, allora io sono Angelo Bonelli, sono il coordinatore nazionale dei Verdi.
piantato da poco in nord-est. Poche questioni, ma brevemente. Noi intendiamo, come diceva giustamente Silvia, portare la grande questione dell'emergenza ambientale e climatica, questo nostro punto di vista è importante per rafforzare invece la politica verde in Europa, ma partendo anche dal fatto che nel Veneto vi è una emergenza ambientale rappresentata ad esempio da due grandi questioni che indicano come c'è veramente una negligenza drammatica da parte della politica, ovvero di chi governa. Basta ricordare semplicemente la questione delle strade del veleno o le strade al veleno, dire questa inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Venezia che si è mai espansa in altre regioni, Emilia Romagna, e anche la Lombardia, dove si vede che i rifiuti tossici provenienti da acciaierie, inceneritori ed altro hanno portato ad impastare, questo letteralmente, asfalto e conglomerati di calcestruzzo per realizzare strutture varie, determinando un inquinamento per discivazione delle falde. Oppure la grande e drammatica questione dei FAS, molto sottaciuta, non affrontata dal governo nazionale, riguarda il fatto che le falde superficiali e nemmeno superficiali nel Po sono state registrate percentuali elevatissime di questa sostanza e altre similari, con problemi anche ovviamente per quanto riguarda la popolazione. Quindi l'emergenza ambientale è una grande questione che deve essere assolutamente affrontata, noi lo diremo sempre, affronteremo anche il più di ipocrisia della politica che dice e che accoglie Greta a braccia aperte, ma in realtà poi quando governa, sia ad esempio il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, fanno esattamente il contrario di ciò che dicono, e da questo punto di vista noi riteniamo che una presenza verde sia una necessità. Siamo convinti, e lo registriamo negli incontri che stiamo facendo, che c'è un consenso che sta crescendo. Ultimo, c'è un aspetto culturale, ma che noi riteniamo che oggi la proposta ecologista sia il migliore strumento per sconfiggere quel sovranismo. Chi è ecologista non può che essere il più agguerrito avversario del sovranismo, perché oggi affrontare le grandi questioni climatiche significa dare risposte globali. Siamo ovviamente per tutelare la biodiversità, ma non ci dimentichiamo delle comunità che oggi sono attaccate pesantemente da una politica becera di destra che in questo paese attacca le comunità, le diversità, siano esse le comunità LGB, gay, o siano i poveri, gli anziani, guardate ciò che è successo a Manduria, o siano i migranti che, ahimè, annegano nel Mediterraneo. Portare una politica di rispetto, di accettazione, è una politica che ovviamente ci contribuisce a costruire una democrazia migliore nel nostro Paese. Buongiorno, sono Fiorella Belpoggi, sono una ricercatrice che ha dedicato la mia vita a studiare i rapporti tra l'ambiente e la salute, e alla fine della mia carriera ho pensato che tutte le conoscenze che avevo acquisito durante la mia attività professionale potevano essere utili a cambiare la realtà della nostra attuale situazione, che tutti conosciamo come grave da un punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista delle patologie che sono legate al disastro ambientale. Quindi cosa porterò in Europa se questo avverrà? Porterò sicuramente il tema dei 5G, cioè della telefonia mobile, che conosco molto bene, che ho studiato. Il mio laboratorio e quello americano hanno prodotto i dati sui rischi correlati all'esposizione al telefono cellulare. Porterò il tema dei pesticidi, che abbiamo affrontato soprattutto negli ultimi tempi, studiando il glifosato a dosi uomo equivalenti, cioè le dosi che vengono considerate sicure nell'uomo, e abbiamo visto che invece ci sono effetti avversi soprattutto sulla flora batterica intestinale, sullo sviluppo e sullo sviluppo sessuale. Ecco, questi sono temi che conosco bene e sui quali sicuramente mi impegnerò, ma altrettanto vorrei impegnarmi sulle diseguaglianze,
su una società più giusta, perché è dalla giustizia sociale che nasce anche un mondo da un punto di vista naturalistico di rispetto ambientale e quindi di maggiore unione fra l'uomo e l'ambiente in cui vive, ecco, è dalle disuguaglianze che parte tutto il disastro che noi oggi abbiamo davanti agli occhi. Sono Norbert Lanzner di Bolzano dei Verdi Grüne Werks, forse più conosciuto come Mr. Casa Clima, perché Casa Clima era la nostra risposta concreta sulla crisi climatica, perché proprio l'edilizia è la maggior causa delle emissioni di CO2 in Italia. Anche oggi, come ieri, stiamo scaricando in atmosfera qualcosa di 135 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. E per il momento non c'è traccia visibile che stiamo diminuendo queste emissioni. Per questo il mio impegno è di forzare, di accelerare la transizione energetica, una strategia che l'Europa ha cominciato nel 2000 con il pacchetto clima ed energia. Però non bastano gli obiettivi, dobbiamo creare delle azioni che veramente sono capaci di avere una drastica diminuzione. Voglio ricordare che per non sforare i 2 centigradi di temperatura media globale dobbiamo dimezzare le emissioni di CO2 ogni 10 anni, per cui dobbiamo ridisegnare l'edilizia, la mobilità e ovviamente anche il mondo del cibo. O sarà green o non ci sarà. Bene. Sono Tiziana Cimolino e sono anch'io un ecofemminista. Vengo dal nord-est estremo, da Trieste, del Friuli Venezia Giulia, e sono un medico e faccio parte dell'Associazione Internazionale Medici per l'Ambiente. Da anni mi occupo appunto nei Verdi dei rapporti tra salute e ambiente. La nostra regione ha avuto da pochi giorni un primato, quello di avere con la provincia di Gorizia la più alta percentuale di malattie professionali del territorio italiano, soprattutto legata all'esposizione a sostanze come l'amianto. Ecco, diciamo questa è una delle criticità dei nostri territori, ma è la criticità un po' di tutta Italia. Abbiamo problemi legati a industrie pesanti, a siti inquinati, a inquinamento delle faglie, ormai siamo arrivati ai giardini inquinati che non possono essere più luoghi di svago e di gioco per i bambini, ma devono essere recintati. Credo che in Europa ci sia molto da fare su salute e ambiente e proprio per questo mi propongo con i Verdi. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Fatou Boro, sono d'origine senegalese, in Italia da 20 anni, sono presidente dell'Associazione dei Senegalesi di Ravenna e presidente di un'associazione di donne africane. E da 20 anni, da quando sono in Italia, che mi occupo dell'inserimento dei cittadini stranieri, cominciando da me stessa, e ho accettato questa candidatura con la lista verde perché vorrei continuare dentro l'Europa, e trovo che sia la giusta dimensione sia politica che territoriale, dove continuare la mia lotta per i diritti umani. L'Europa, che dovrebbe essere comunque la culla dei diritti umani, sta in questo momento attraversando un momento di crisi e secondo me è un momento buono per poterci entrare e cambiare un pochino la faccia di questa Europa, perché noi siamo questa nuova faccia che sta cambiando l'Italia e l'Europa, e far parte comunque far parte della politica europea fa sì che potrebbe comunque aiutare a cambiare un po' di direzione. Se parlo della crisi in Europa per i diritti umani, mi riferisco anche al regolamento di Dublino che non è passato, diciamo, la modifica che hanno passato, dovuto anche all'egoismo di certi stati che sono nazionalisti, sovranisti.
parlo anche del fatto che l'Europa sta esternalizzando sempre di più le sue frontiere, delegandolo a altri paesi tipo la Turchia e la Libia. E io quando si parla della Libia mi alterno un po' perché comunque sapete, come sapete tutto, è l'unico paese che non ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951, dove donne, uomini, bambini vengono maltrattati, vengono venduti come schiavi, e trovo che sia una cosa vergognosa, che l'Europa non deve essere complice di certi fatti ed è il momento di cambiarlo. Se parliamo di ambiente, io come tradizione, io sono africana e da noi si dice sempre che l'uomo e la natura sono complementari ed è sempre stato così finché non è arrivato il colonialismo e il neocolonialismo. E si parla di neocolonialismo in questo momento, quando cerchiamo di bloccare tutti questi immigrati che stanno arrivando. Non ci chiediamo il perché stanno arrivando, perché ci sono più adesso immigrati ambientali, climatici, che immigrati economici, perché in questo momento in Africa, prendo l'esempio del delta del Niger, dove la gente vive solo fino a 45 anni, perché società petrolifere stanno accaparrando le terre e le nostre risorse, lasciando solo inquinamento. Allora la mia lotta con i Verdi è una cosa che sento dentro il mio cuore, perché sono europea, ma è una lotta che vorrei portare anche fuori dall'Europa. Grazie. Brava. Facciamo un po' di Buongiorno, sono Davide Nava, ho 46 anni, lavoro come dirigente in un'azienda multinazionale. Sono milanese d'origine, ma fortunatamente mi sono spostato nel 2001 a Treviso e da allora vivo presso questa bellissima città. Mi sarei aspettato tutto, tuttavia, tranne che respirare la stessa aria a Treviso di quella che avevo lasciato a Milano. I problemi che oggi affrontiamo nel nord Italia e in tutta Europa sono purtroppo comuni e largamente sottostimati. Per molti anni ho pensato che fare dell'ecologia in casa, trasmettendola ai miei figli e applicandola alla mia vita di tutti i giorni fosse sufficiente, ma oggi l'emergenza di cui hanno parlato tutti i miei compagni d'avventura è talmente elevata che ho ritenuto importante fare di più. Credo che ci siano delle risposte inadeguate che negli ultimi 40 anni i partiti tradizionali hanno dato. Non hanno saputo comprendere il problema, ma soprattutto non hanno avuto la voglia di risolverlo. Credo che oggi abbiamo una squadra coesa, fatta di professionisti e fatta di persone che non solo conoscono il problema, ma che vogliono superarlo. Uno dei primi punti che vorrei affrontare se fossi eletto in Europa sarà quello della mobilità. L'Italia, come sempre, è fanalino di coda nel trasporto su rotaia, solo il 6% dei trasporti oggi in Italia sono sulla rotaia, e negli ultimi 20 anni la rotaia è cresciuta addirittura meno del trasporto su gomma. Questo proprio per dimostrare che non c'è né comprensione né capacità politica di risolvere e di affrontare i problemi. Un altro problema enorme è quello dei sussidi che vengono dati a tutto ciò che inquina in Italia, piuttosto a ciò che deve ridurre e risolvere il problema. Quindi riduzione di accise del diesel o esenzione di accise sul kerosene, che stanno semplicemente favorendo l'inquinamento dell'aria e emissioni di CO2. Quindi ritengo che questa squadra abbia tutte le capacità per affrontare questi problemi e per la prima volta di dare delle risposte definitive a questo problema. Adesso io sentirei Bertogaldi, che è appena arrivata, ma che è tra i capolista della lista. Lei è appena arrivata, quindi non è stata ancora sentita. Buongiorno, io sono Chiara Bertogaldi, sono biotecnologa, vengo da Parma, sono anche una manager d'azienda multinazionale e sono una guida ambientale escursionistica.
La mia esperienza, l'esperienza che porto all'interno di questa squadra formidabile è quella delle piazze, delle mobilitazioni che ci sono state da inizio anno fino al 15 marzo, che stanno continuando tuttora nelle piazze, perché i ragazzi, i giovani e moltissimi cittadini sono stanchi di vedere l'inazione dei governi rispetto al problema urgentissimo dei cambiamenti climatici. Allora dobbiamo agire subito e dobbiamo farlo in Europa, a partire dall'Europa, perché abbiamo bisogno di abbandonare 3 cose, soprattutto gli sprechi, le fossili e la mentalità usa e getta. Quindi dobbiamo partire da qua e lavorare insieme con questa lista che è l'unica a parlare prioritariamente di questi problemi, e oggi possiamo farlo con un Parlamento più verde. Passiamo allora, finiamo con i 3 mancati. Allora, ultima serata. Voce, perché non abbiamo il microfono. Con la sedia sì, dico vicino. Con la sedia. Padova, sono antropologa e anch'io mi occupo da molti anni di ricerca in tema di ambiente e sostenibilità, studio movimenti sociali di tipo ecologista in Europa e all'estero, sono appena tornata dal Messico e penso che portare esperienze di partecipazione sociale all'interno da noi, di cui ci si debba prendere cura, ma come un attore sociale, quindi un soggetto che sia pensare all'ambiente in un modo nuovo, in un modo diverso. Questo comporta aprire una riflessione seria e radicale su l'uso che noi facciamo della scienza e della tecnologia. Io penso che anche a livello europeo sia importante dibattere su questi temi per costruire degli strumenti che siano pro vita, pro bios e non tecnologie di morte. Penso anche che sia molto importante riflettere sulla relazione tra locale e globale. Io penso che ci sia grandissima necessità che come Verdi si intercettino moltissime forze, moltissimi movimenti sociali, moltissime realtà che ci sono nei territori, lavorare con i territori per ricostruire appunto una cultura ambientale che deve partire dalle nostre case. Io sono molto preoccupata per il destino, per esempio, dei nostri centri storici, per il fatto che siamo di fronte a piani urbanistici di cementificazione selvaggia, ci sono centri commerciali che nascono come funghi. Io penso che sia appunto molto importante cercare di agire a livello locale e sostanzialmente questo, cercare appunto di intercettare tutto un panorama che io penso sia alla ricerca appunto di un soggetto politico nuovo, di un soggetto politico che pensi anche appunto a modi altri di vedere la politica, di inserire in questa idea di politica da cui molti sono esclusi, l'ambiente in primis, ma le donne, le minoranze, i migranti, insomma un'idea appunto più orizzontale, più partecipata. Grazie. Io sono Luca Saccone, ho 32 anni, sono nato a Padova ma vivo a Treviso, sono uno dei 2 candidati trevigiani e faccio l'impiegato commerciale estero, ma sono laureato in scienze forestali e ambientali. In Europa mi piacerebbe portare la mia esperienza come ex studente Erasmus, perché per creare un'Europa bisogna far sentire ai giovani di essere cittadini europei. In Europa vorrei portare la mia passione reale per l'ambiente che mi ha portato anche a intraprendere il mio percorso di studi e soprattutto la voce dei giovani e delle associazioni che sono attori della società civile, che spesso sono poco ascoltate e che agiscono localmente nel territorio ma che spesso sono molto divise. Sono Eugenia Porto. Sono di Mestre, sono la candidata veneziana, mi occupo di accompagnamento penso all'accoglienza delle persone che si muovono da paesi lontani per rifugiarsi in porti aperti e sicuri. La cura dell'ambiente e la cura delle giovani generazioni, dei nostri figli e delle nostre figlie, che hanno diritto a un'istruzione di qualità in ambiente del nostro sistema educativo in Italia e in Europa.
siamo una bella squadra.